Io ho partecipato a un convegno dove avevo visto la presentazione di questo nuovo sistema di fare agricoltura che è l'acquaponica, e questo è un sistema innovativo dove l'acqua viene considerata sicuramente come un bene prezioso, non viene consumata, rientra all'interno del circolo del sistema produttivo proprio di prodotti agricoli, quindi degli ortaggi. Quindi secondo me anche questo è un sistema utile proprio per il risparmio dell'acqua e per andare incontro a quelle che sono le problematiche ambientali attuali. Per quanto riguarda la giornata ecologica regionale, che io sono stato il primo firmatario e estensore della legge che è stata approvata nel Consiglio regionale di martedì scorso, è un esempio della sensibilità che hanno la Regione, i consigli regionali. Io vengo fuori anche, sono un libero professionista, ho sempre avuto anche come diciamo così clienti, comunque ho sempre visto il mondo dell'agricoltura dai suoi aspetti, dagli allevamenti alla coltivazione di ortaggi eccetera, quindi è un mondo veramente che è importante per quanto riguarda la società e sicuramente bisogna seguirli fino in fondo, ecco, questo ritengo che sia un elemento importante per tutti quanti. L'acquaponica è un sistema naturale ecosostenibile per la produzione di alimenti sani. Questa tecnica, che non è un'invenzione nostra, ma pensate che già la inventarono gli Aztechi ai loro tempi, noi abbiamo rivisitato tecnicamente questa tecnica e abbiamo unito quella che è l'acquacultura con l'idroponica, quindi acquacultura, allevamento dei pesci, e idroponica, coltivazione delle piante, esatto, fuori suolo. E questa tecnica, che connubia queste due realtà, prevede di avere delle vasche con del pesce al loro interno che produce escrementi. Questi escrementi passano per dei biofiltri all'interno dei quali vi sono delle colonie di batteri che trasformano quello che è l'ammoniaca in nitriti prima e nitrati dopo. Questi sono gli elementi che saranno poi assorbiti dalle piante. Le piante fitodepurano l'acqua e rilasciano acqua pulita all'impianto dei pesci, quindi è tutto un circolo continuo e questo ci permette di risparmiare il 90% d'acqua al giorno rispetto a qualsiasi altra tecnica tradizionale. Ecco, abbiamo sì del cibo sano, un impatto zero sull'ambiente, ma ovviamente il sistema costa, quindi abbiamo un costo di start-up abbastanza alto che però può essere anche agevolato, soprattutto da per esempio il piano di sviluppo rurale come il PSR della Regione Veneto, che appoggia anche i giovani agricoltori come me per creare queste nuove realtà.